Allora, signore e signori Bortoni, io contribuirò, spero, al successo di questa iniziativa cercando di essere il più breve possibile, quindi permettendo a voi di parlare successivamente. Io mi rivolgo in italiano al pubblico italiano e anche agli amici greci che parlano italiano, e poi dirò due parole in inglese e vi saluto i benvenuti. Come Ateneo Veneto, io sono il padrone di casa, quindi in qualche modo ci tengo a darvi il benvenuto, ma vorrei anche spiegarvi per quale ragione l'Ateneo Veneto ha accolto con convinzione questa iniziativa. Non siamo degli ospiti passivi, siamo degli ospiti convinti. Accogliamo con convinzione per alcune considerazioni generali che noi abbiamo fatto e che abbiamo ritenuto siano la linea direttrice di questo istituto per i prossimi anni. Noi vediamo un mondo molto complicato, con tante situazioni difficili da risolvere, non solo nazionali né locali, ma a livello internazionale. E riteniamo che molto spesso ci sia la politica in senso tradizionale che non riesce, non sembra poter dare risposte a quelli che sono i grandi problemi delle società. Non è un fatto locale, non è un fatto italiano, è un fatto generale, lo vedete in tante situazioni. Quindi di fronte a questa situazione pensiamo che le società civili, cioè l'espressione delle società civili, cioè l'associazionismo e tutto quanto la società civile produce, sia divenuto un elemento portante di quella che è la costruzione delle nostre società e la soluzione dei problemi che ci angosciano. E quindi da un lato noi cerchiamo di stimolare la politica, le autorità, le istituzioni a che vedano quello che avvenga, maturino le loro riflessioni e agiscano in considerazione, e dall'altro siamo felici che le società civili dal basso esprimano anche loro delle convinzioni che poi possano tradurre in azioni politiche di sostegno e di supporto per la soluzione dei nostri grandi problemi. Questa in grandissima sintesi è quello che penso, ed è la ragione per cui oggi siamo molto lieti e felici che l'Associazione 25 Aprile si trovi oggi qui presente per questo incontro. Lascerei la parola all'Associazione 25 Aprile che gestirà. Non cedo la parola all'Associazione 25 Aprile, ma cedo la parola alla vicepresidente dell'Ateneo Veneto, la quale si rivolgerà agli astanti in greco. Quindi preparatevi. Grazie. Πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Είναι για μας μια μεγάλη τιμή που αποφασίσατε να έρθετε εδώ κοντά σε αυτό το ίδρυμα. Εδώ για τα επόμενα 4 χρόνια θα είμαστε κοντά με τον κύριο Σκαράντε και θα δουλέψουμε και για αυτή την καινούρια προσπάθεια ενοποίηση όλων των διαφόρων προβλημάτων που έχουμε ως κοινότητες που έχουν να αντιμετωπίσουν αυτό το σημαντικό πρόβλημα. Ο πληθυσμός του πόλεων που ζούμε πνίγεται με όλους αυτούς τους ανθρώπους που συνέχεια μας έρχονται και δεν αφήνουν πολλές φορές τίποτα άλλο παρά σκουπίδια, συγγνώμη γι' αυτό, γιατί δυστυχώς είναι αυτό το θέμα και αντιμετωπίζουμε και στην καθημερινότητά μας. Και δεν ήμουν προετοιμασμένη να σας πω κάποια κουβέντα στα ελληνικά, θα ήθελα απλώς να σας πω καλώς ορίσατε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε όλοι κοντά απόψε. Ευχαριστώ πολύ. So, Mr. President and Mrs. Vice President, I would like to thank you for hosting this event here at the Ateneo Veneto. And I would like to welcome our friends from Corfu, Rhodes, Paphos, Santorini, Kalossorisma, and Dubrovnik, Dobrodošli. The first question